Benvenuti su Radio Libertà, ospite con noi a qui Parlamento l'onorevole Vanessa Cattoi. Benvenuta. Grazie a tutti voi, e buona giornata a tutti i vostri radioascoltatori, grazie. Grazie per essere con noi oggi. Parliamo del DDL Montagna, recentemente approvato, una misura molto attesa per i territori montani su cui la Lega chiaramente ha puntato molto. Uno degli obiettivi principali del DDL è quello di contrastare lo spopolamento delle aree montane e quindi ti chiedo quali sono le misure previste per incentivare i giovani e le famiglie a vivere e a lavorare in montagna e in quali tempistiche sarà possibile vedere queste misure operative. Innanzitutto grazie per darmi la possibilità di parlare di questo importantissimo DDL fortemente voluto dal nostro Ministro Calderoli, dalla Lega, e per il quale anche alla Camera abbiamo portato un contributo parlamentare significativo, perché vorrei ricordare che è un unicum che in seconda lettura vengano approvati 55 emendamenti in commissione e poi qualche emendamento è stato approvato anche durante la fase di discussione in aula, quindi questo dimostra il fatto che comunque l'impegno anche del Ministro Calderoli è quello di rendere sempre più attivo e più positivo il ruolo anche del Parlamento e quindi permettere a noi parlamentari di incidere su un provvedimento che, come si diceva, è veramente importante per la montagna, perché ci permette finalmente di ridare la dignità ai popoli di montagna e di sostenere quella che è la crescita soprattutto economica e sociale delle aree di montagna, perché altrimenti andiamo incontro al rischio che è stato appena citato, dello spopolamento. All'interno del provvedimento molte sono le misure che sono state inserite proprio per cercare di sostenere tutte quelle attività, ma anche quelle nuove attività, soprattutto da parte dei giovani che decidono di trasferirsi nelle zone montane, perché vorrei ricordare che all'articolo 24 noi abbiamo un 20 milioni di euro che sono a favore proprio delle piccole imprese, delle microimprese che vengono esercitate dai giovani che svolgono la propria attività nei comuni montani. Ricordo anche, premessa, che la nuova definizione dei comuni montani che andiamo a trovare dentro questo DDL permette di far portare i soldi nelle aree di montagna che sono veramente di montagna, perché noi andiamo a ridefinire i criteri dell'altimetria della pendenza e quindi di fatto noi andiamo a destinare le risorse economiche proprio per i comuni che sono effettivamente di montagna, diversamente da oggi dove abbiamo comuni montani definiti come Roma, Bologna. Voi capite benissimo che ci sono, e tanti altri che non sono effettivamente e non appartengono alle aree di montagna, e quindi anche questo, la finalizzazione dei soldi e degli importi che sono stati stanziati, 20 milioni di euro, articolo 24, in favore dei giovani che decidono di creare una loro nuova attività nelle aree di montagna, permetterà quindi di essere maggiormente incisivi anche per loro. E poi l'articolo 25 riporta anche uno sgravio fiscale e contributivo in favore di datori di lavoro proprio che assumono i giovani under 41 all'interno sempre dell'esercizio della professione nei comuni montani. E poi un altro importante articolo è l'articolo 26. Noi abbiamo inserito anche qua dei contributi riferiti soprattutto a crediti d'imposta e interessi passivi in questo caso, per i giovani di età inferiore ai 41 anni che decidono di acquistare oppure ristrutturare il proprio immobile destinandolo ad abitazione ovviamente principale, e quindi andandoci a vivere effettivamente all'interno sempre di un comune montano. E dopo un altro importante articolo che vorrei rilevare, sottolineare per proprio la valenza e l'importanza, perché noi crediamo, come dice spesso anche il ministro Giorgetti, noi dobbiamo cercare di lavorare, finalizzare gli interventi legislativi che siano volti soprattutto al sostegno della natalità. Non possiamo pensare di avere dei comuni montani che diventino dei veri e propri dormitori. Per far questo noi abbiamo inserito anche qua l'articolo 28 che stanzia 5 milioni di euro a decorrere proprio dal 2025 e che è un incentivo puntuale e che è per sostenere soprattutto la natalità e la genitorialità di coloro che decidono di andare a vivere con la loro famiglia e quindi che avranno anche i loro figli nei comuni montani, con una popolazione però non superiore ai 5.000 abitanti. Anche qua perché non inferiore ai 5.000 abitanti? Proprio per cercare di rendere più attrattivi anche i piccoli comuni di montagna. E poi abbiamo lavorato molto anche sul fronte dei servizi, sia
i servizi sanitari che i servizi educativi. Vorrei ricordare che anche qua abbiamo inserito un articolo molto importante, che è quello dell'articolo 8, attraverso un emendamento a mia prima firma come relatrice, che è volto proprio a cercare di favorire quello che sono lo sviluppo di progettualità e di servizi, di sistemi integrati, servizi educativi integrati, soprattutto per l'infanzia, per cercare di permettere la costituzione di quelli che vengono definiti i poli per l'infanzia nei comuni montani. Questo perché? Perché noi abbiamo bisogno di forme flessibili anche di servizi socioassistenziali legati alla prima infanzia, per cercare di superare anche le soglie e i vincoli che vengono date invece dalle strutture che noi solitamente abbiamo, quindi dagli asili nido, dalle scuole materne. Questo proprio per cercare di favorire ancora di più l'insediamento e la permanenza, e per dare dei servizi alle giovani coppie che decidono di andare a vivere stabilmente nei comuni di montagna. E vorrei ricordare come anche all'interno dell'articolo dedicato proprio alla scuola noi abbiamo inserito non solo un contributo importante, quindi anche lì 20 milioni di euro per cercare di favorire l'insediamento del personale scolastico, perché voi sapete benissimo che i comuni di montagna talvolta non sono attrattivi, quindi noi abbiamo cercato di inserire anche qua degli incentivi specifici e dei punteggi aggiuntivi per il personale scolastico che presta servizi nei comuni montani. E oltre ad aver inserito e riconosciuto un credito d'imposta per le spese di locazione e il pagamento delle rate del mutuo degli insegnanti che vanno nei comuni montani. Però vorrei ricordare come abbiamo reso maggiormente flessibile anche quei vincoli che erano dati dal numero minimo di alunni per la costituzione delle classi. Questo perché? Perché ci permette così di mantenere, tenere vive delle scuole materne che altrimenti nei comuni montani andrebbero chiuse. Ecco, quindi un'ulteriore attenzione proprio per cercare di favorire lo sviluppo sociale ed economico, quindi delle aree di montagna. E poi non dimentichiamo la parte della sanità, perché anche questo è fondamentale, perché noi quando decidiamo di vivere stabilmente in un comune di montagna dobbiamo avere anche i servizi legati all'ambito, all'aspetto sanitario, che sono fondamentali e determinanti. Adesso grazie allo sviluppo della telemedicina, e quindi anche lì abbiamo un articolo dedicato alla digitalizzazione soprattutto delle aree di montagna, per cercare di favorire e di permettere la copertura della rete su tutto il territorio montano. Ma questo perché? Perché ci permette di garantire anche dei servizi come quelli della telemedicina, che ci permettono quindi di essere maggiormente vicini alle popolazioni e soprattutto ai piccoli comuni dei comuni montani. Ma ricordavo prima l'articolo 6 legato alla sanità, anche qua abbiamo cercato di favorire l'insediamento stabile degli operatori sanitari nei comuni montani, un po' alla stessa stregua dell'articolo 7, dove abbiamo attuato delle misure in favore degli insegnanti. Nell'articolo 6 abbiamo inserito 40 milioni di euro, vorrei sottolineare 40 milioni di euro, in favore proprio della sanità di montagna. Abbiamo dato un punteggio raddoppiato per tutti gli operatori che decidono di andare nelle aree di montagna, piuttosto che abbiamo dato un titolo preferenziale per le attività che almeno vengono prestate sotto l'aspetto degli operatori sanitari per almeno 3 anni continuativi nei comuni montani. E poi, come dicevo prima, sia crediti d'imposta per la locazione del mutuo, sia anche una parte di emolumento di natura accessoria e variabile, che permette di rendere ancora più attrattivo l'insediamento strutturale degli operatori sanitari anche nei nostri comuni delle terre alte. Tutti questi provvedimenti e queste misure sono state inserite proprio con la volontà di favorire, di mantenere le attività economiche e sociali nelle aree di montagna. E poi non da ultimo, perché non sicuramente per importanza, abbiamo inserito anche degli articoli per cercare di favorire e ricordarci che l'attività agricola e soprattutto l'attività dei nostri allevatori nelle terre alte è fondamentale, è importantissima, perché grazie al loro operato quotidiano loro permettono di salvaguardare e tutelare anche il nostro territorio, e quindi ci permettono anche di evitare degli interventi a carico della pubblica amministrazione. Quindi il loro lavoro è fondamentale, perché ci permette proprio di preservare anche i territori di montagna, e quindi anche lì abbiamo inserito degli articoli a loro dedicati per cercare di dare dei contributi economici per sostenere la loro attività.
E poi ovviamente abbiamo inserito gli articoli che permettono anche qua di andare incontro alle esigenze soprattutto degli allevatori, degli agricoltori delle terre alte, e sono quelli legati alla questione dei grandi carnivori. Mi riferisco in particolar modo alla presenza dei lupi, che anche qua sono uno dei fattori che mi determina lo spopolamento delle aree di montagna, e anche qua abbiamo fatto un bel lavoro perché alla Camera abbiamo inserito degli emendamenti per cercare di fare in modo innanzitutto che la nuova normativa sul declassamento del lupo venga recepita in modo immediato grazie a questo DDL, che avrà effetti diretti ed immediati con la sua pubblicazione in Gazzetta, e questo ci permetterà quindi di dare delle risposte immediate da parte soprattutto dei presidenti di regione che sono interessati da questo fenomeno che comporta necessariamente soprattutto lo spopolamento e l'abbandono delle malghe, che è una cosa la quale noi dobbiamo assolutamente cercare di intervenire per dare delle risposte concrete, per evitare che si possa addivenire al totale spopolamento delle terre alte, soprattutto per una pratica che è fondamentale e importante per questi territori. Ecco quindi che abbiamo inserito anche qua degli emendamenti che sono volti proprio per cercare di dare delle risposte concrete, perché la gente di montagna, i popoli di montagna chiedono anche questo, e io penso che questo provvedimento a 360 gradi, adesso qua l'ho riassunto veramente velocemente cercando Chiaro. di puntare il focus soprattutto su quello che mi avevate chiesto, e quindi soprattutto sulla crescita economica e sociale, e quindi sugli incentivi anche per i giovani e per la natalità. Ma il lavoro che è stato fatto da parte del ministro Calderoli, ripeto, è un lavoro a 360 gradi, un DDL veramente importante che finalmente ridarà la giusta dignità a chi quotidianamente in modo silenzioso e soprattutto con tanta resilienza e perseveranza continua a vivere nelle terre alte. Ecco, per concludere, alcune opposizioni hanno sollevato dei dubbi sul fatto che il DDL possa creare squilibri tra quei territori cosiddetti montani e non montani. Come rispondi a queste critiche? Rispondo semplicemente che devono imparare a studiare gli atti, perché abbiamo tanti fondi anche, soprattutto per i fondi di coesione, che vanno a favorire quelle che sono le aree interne. Noi ci siamo dedicati ai territori di montagna, il focus doveva essere quello, perché in tanti altri strumenti legislativi ci dedichiamo, penso ad esempio all'insularità, penso ai comuni che si ritrovano invece nei territori affacciati sul mare, piuttosto che appunto le aree interne. Abbiamo già degli strumenti normativi e legislativi e dei fondi ad hoc, mancavano quelli per la montagna, e penso che finalmente grazie a questo DDL noi andiamo a dare delle risposte soprattutto per questa popolazione, non dimenticando gli altri, perché comunque, ripeto, abbiamo altri strumenti e altri fondi che permettono invece di andare incontro alle esigenze di chi vive ad esempio nelle aree interne del nostro paese. Benissimo, grazie allora all'onorevole Cattoi per il suo esaustivo intervento e Grazie a tutti voi, grazie di cuore, soprattutto perché ci date la possibilità di parlare di un provvedimento veramente poco parlato, ecco, scusate la ridondanza, però quantomeno ci esattamente. permettete di far capire anche l'impegno che abbiamo, soprattutto come Lega, per cercare di dare delle risposte concrete anche a chi vive in questi straordinari territori. Grazie mille allora e buon Grazie proseguimento a voi, su Radio Libertà. grazie.